Buonasera e benvenuti dall'Atletico 2000 di fronte appunto la rappresentativa di casa dell'Atletico 2000 contro quella della Ferratella Roma Nord. Questo è il recupero della seconda giornata. Buonasera appunto da Emiliano Pirri e da Alessandro Sticozzi. Popa tra l'altro che farà parte al prossimo anno della Serie A. Ancora una conclusione però, attenzione, da parte una serie di finte da parte del numero 10. Poi il pallone giocato all'indietro per il tentativo di prima intenzione di Sciuto, pallone che in realtà era uscito dal terreno di gioco. È arrivato appunto il fischio del direttore di gara. La conclusione di Sciuto aveva colpito la borraccia. Era fisiologico data anche l'abitudine a giocare qui. Qui Guarneri al mancino, ancora Torraco a dirgli di no, non è finita perché il pallone arriva a Pelusi che poi lo lascia sfilare in calcio d'angolo. Recupera qui il pallone proprio nel cerchio di centrocampo la Ferratella Roma Nord, servendo Leotta. Prima conclusione della partita da dietro dei vari frombolieri che hanno buoni piedi per dargli grandi palloni. Qui Guarneri alla conclusione che rimbalza proprio davanti a Torraco. Ottima la respinta del numero 1, torna però sul pallone Popa, atterrato all'interno dell'area di rigore. Sarà calcio di rigore per la rappresentativa Atletico 2000. Soprattutto quando ci sono contatti del genere in area e tutte le posizioni sono pericolose. Sul dischetto Guarneri che non sbaglia, spiazza Torraco e fa 1-0. Attualmente l'Atletico 2000 è a 7 punti in classifica. Recuperato alla fine da Basilio che va da Mandanac. Lancio per Guarneri, lasciato da solo, può andare alla conclusione con il mancino. Avrebbe forse potuto anche avanzare o servire addirittura Popa all'interno dell'area di rigore. Pronto Maldera con il mancino, pallone che aveva sorvolato la barriera. Quando si hanno di fronte giocatori che sembrano un po' assopiti come Mojica, è un rischio che non devi correre. Qui il mordente non è mancato a Popa che ha recuperato il pallone, ha servito Guarneri che va da Basilio, il raddoppio dell'Atletico 2000 è 2-0. Vediamo la corsa di Lacopo verso il numero 14, entrambi sono appunto in quota Dark Angels. Torno al primo turno preliminare contro l'Atletico 2000, ancora la conclusione qui Scaringella però arriva il primo intervento. Ha provato a girarsi Petruccetti, è stato respinto però il pallone. Arriva la ripartenza dell'Atletico 2000 con Popa che va sul mancino, la conclusione 3-0 dell'Atletico 2000. C'è gloria personale anche per Popa, archivia così la pratica la squadra di Simone Rossi. Il miglioramento dell'Atletico 2000, dove finiscano i due confini è difficile dirlo, è un ragionamento un po' borderline questo. Conclusione ancora di Popa che rimbalza davanti a Torraco che non va convintissimo, piazza triplice, fischio del direttore di gara. Atletico 2000 che conclude dunque al secondo posto del girone. Il primo turno preliminare vedrà dunque affrontarsi Sport City e Litorale, e il ritorno della partita di questa sera tra Ferratella Roma Nord e Atletico 2000.